Eccomi qua, buongiorno, evviva! Vi presento il menù per il giorno di Natale e i giorni successivi da asporto. Le nostre lumache, come sempre strepitose, servite dentro al guscio, poi vi spiegherò come riscaldarle in casa. Abbiamo l'involtino di radicchio e Treviso leggermente cotto a vapore, farcito con un po' di formaggio, una fettina di speccatorno, una fonduta di formaggio dei pinoli tostati gratinata al forno, le uova di quaglia ben cotte al punto giusto, poi verte fuori in dopo, usa solo una fonduta di formaggio con leggero profumo e gusto di tartufo, qualche fettina di guanciale croccante e una gratolina di tartufo bianco messo sopra. Oppure la crespella col formaggio brie francese piegata in dough gratinata al forno col tartufo, la tartare di gambe rosso siciliano abbattuto condito col frutto della passion, la tartare di carne di Angus piccolina di antipasto senza l'uovo con i crostini e anche il burro, oppure c'è il carpaccio di melanzane, quelle viola fatte alla griglia, poi messe sul piatto un po' di pomodoro, mozzarella, basilico, origano e parmigiano e gratinate al forno. Questi sono gli antipasti, costano 10 euro all'uno. Primi piatti. Allora abbiamo le lasagnette vegetariane cotte al forno a base di radicchio di Treviso gratinate al forno con le crespelle in mezzo, la polenta pasticciata col formaggio gorgonzola dolce, formaggio bassanese gratinata al forno con la crostina, da consigliare sicuramente, se volete un po' di tartufo bianco sopra si può anche mettere. Oppure abbiamo le zuppe, come la pasta e fagioli alla veneta, la zuppa di cipolle gratinata alla francese strepitosa, oppure una zuppa di goulash alla veneta con i fagioli dell'amont, naturalmente dadini di patate e cornette e anche dei pezzettini di carne molto morbidi con la paprika originale ungherese. Ecco, secondi piatti, i primi piatti costano 10 euro, secondi piatti, che c'è il corniccio di rossato rosso al forno, la guancetta classica di vitello brasata al forno, c'è uno stracotto di Angus al vino rosso raboso piave con la polenta in fianco, c'è uno spezzettino di guancetta di vitello fatto in umido con funghi e la polenta, è il nostro baccalà alla vicentina che non manca mai, lo fermo tutto l'anno da quando che era a 40 gradi fuori, le sepioline in teccia morbidissime, maciade rosse non nere, naturalmente sempre con la polentina, poi la nostra famosa steccata di Angus alla Giorgio, che tutti la conoscono e ve la consiglio anche questa, oppure una tagliata di Angus alla Robespierre, sempre la stessa carne della steccata, viene fatta alla griglia, poi tagliata a fettine sbieghe, posata su un lettino di rucovetta fresca a primo taglio, patatine e verdurine al forno, salsettino a poca base di aceto balsamico, naturalmente il cappone in umido, proprio alla casalinga, qua a Poentina, anche questo non deve mancare, l'agnello al forno, strepitoso l'agnello al forno, si può portare anche a casa, basta che segui un po' quello che vi spiego dopo al telefono per scaldarlo bene e mangiarlo come lo mangiate qua. Niente, vi ringrazio, a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo, noi siamo presenti sempre per servirvi sempre, grazie mille e viva!